E caccia gli ultimi punti per la salvezza in un derby siciliano tutto da vivere, quello che mette di fronte il Castrum Favara e la San Cataldese. Siamo ormai vicini al rush finale del campionato di Serie D. Girone I si gioca inizialmente in uno stadio Broccoleri illuminato al sole, ma poi pian piano, come vedremo dalle immagini prodotte da Giuseppe Montalbano, la partita proseguirà sotto una pioggia battente. In ogni caso il primo pallone viene gestito dai padroni di casa, poi c'è una fiammata da parte della San Cataldese in avvio, con la conclusione da parte di Darling Suarez che si perde fuori. Poi dall'altra parte prova a rispondere la San Cataldese con questa conclusione dalla distanza e palla che si perde alta sopra la traversa. Altro rinvio, in questo caso da parte di Vaccaro, cerca la sponda Varela che viene anticipato. Poi c'è questa conclusione inizialmente tentata con la palla che però non arriva a destinazione. Dall'altra parte San Cataldese che ci prova ancora una volta con questo tentativo da parte di Montaperto, bloccato senza grossi problemi da Scuffia. Poi perde una brutta palla in disimpegno la formazione di casa. Primo squillo da parte di Gueye, il tuffo da parte di Scuffia a mettere il pallone fuori, ma sugli sviluppi della palla inattiva ci pensa Paladini a portare in vantaggio la San Cataldese. Inserimento perfetto da parte del vice capitano dei Verde Amaranto, che passano dunque in vantaggio, ma dall'altra parte c'è subito la risposta da parte del Castrum Favara con questa involata solitaria e conclusione alta da parte di Omar Traoré. Poi all'altra parte ancora San Cataldese che ci prova. Qui c'è un brutto disimpegno con la palla recuperata da Montaperto, il quale prova a calciare una prima e una seconda volta, palla che si perde fuori per la disperazione da parte della squadra di Pidatella, che poi deve subire questo attacco con Vaccaro che mette al centro il pallone. Varela si vede respingere la conclusione da un super Tano Dolenti, ma occhio qui alla discesa da parte di Traoré, il quale arriva in area di rigore, viene esteso. Il direttore di gara non ha dubbi, concede la massima punizione, calcio di rigore in favore del Castrum Favara con conseguente cartellino giallo rivolto dal direttore di gara. Ma attenzione alla trasformazione dagli 11 metri del solito Nacho Varela, che spiazza Dolenti poco prima della fine del primo tempo, e a fugare ogni dubbio sul legame tra la squadra e mister Infantino arriva l'abbraccio tra l'autore del gol del pari e il tecnico giallo-blu, mentre inizia con le nostre immagini il secondo tempo. E Castrum Favara che cerca subito di buttarsi all'assalto della porta avversaria con questo inserimento da parte di Vaccaro. Rimane fermo Dolenti, ma non c'entra la porta l'ex giocatore del Palermo. Qui calcio d'angolo ancora per il Castrum Favara con il tentativo di Torre, conclusione volante bloccata senza grossi problemi da parte di Dolenti. E un ottimo inizio di secondo tempo da parte della squadra di Infantino, che cerca di spingere in questo caso sull'out di destra con l'avanzata da parte di Bontà, il quale sterza, mette in mezzo il pallone, c'è Varela, conclusione ribattuta alla disperata in maniera decisiva da parte di Pisciotta. Poi ancora attacco da parte della formazione di Infantino con questa conclusione dal limite da parte di Lapiana, bloccata da Dolenti. Ancora Vaccaro sull'out di sinistra, mette in mezzo il pallone, deve volare in presa alta l'estremo difensore della squadra di mister Pidatella, ma attenzione dall'altra parte perché c'è il tentativo da parte di Montaperto, strepitoso il volo di Scuffia a negare l'1-1, ma è un buon momento per la San Cataldese che ci prova ancora con il numero 10, e sfera che si perde alta sopra la traversa. Poi c'è questo calcio di punizione ancora per la San Cataldese con la palla che spiova in aria, viene anticipato in maniera quasi maldestra, in questo caso Gioacchino Catania. Poi ancora l'azione da parte della San Cataldese, prova a riattivarsi Gueye, il quale non è in giornata e si vede qui conclusione che non c'entra lo specchio della porta. E di fatto questa l'ultima emozione della partita, perché sul rinvio da parte di Tano Dolenti arriva, come stiamo per sentire, il triplice fischio da parte del direttore di gara. Un punto a testa per Castrum Favara e San Cataldese che si avvicinano alla salvezza. Da Sportisili è tutto, alla prossima.